Buongiorno, sono Cristian Sinicco, sempre per Duino ebook. Oggi vi presenterò questa importante studiosa di Dante che si chiama Valentina Petaros, e specializzata nella critica dantesca, ci porterà nel mondo di Dante e ci farà scoprire i passaggi di Dante nelle nostre terre, in special modo qui a Duino e anche nelle terre dell'Istria e del Friuli. Le leggende di Dante in Istria, dove le troviamo, da dove partono, quali sono le fonti vere, verosimili, reali, realistiche. Essendo qui a Duino, possiamo oggi parlare degli incroci tra la dinastia dei Torre e Dante. Un primo accenno l'ho trovato proprio quando studiavo il passaggio di Dante a Pola, il supposto passaggio di Dante a Pola, perché lui dovrebbe aver visto quei certi sepolcri dalla chiesa di San Michele, ovvero dal monte di San Michele. Ma chi fu a finanziare la chiesa? I della Torre. Dunque questo è un primo collegamento che mi ha fatto scattare poi per cercare altri indizi. E poi girando i fogli di antichi libri mi sono accorta che l'errare di Dante in Istria si incrociava sempre più con l'amicizia con il patriarca pagano della Torre, il cui nipote però all'epoca del vagare di Dante in Istria era marchese d'Istria, un tale Franceschino della Torre. Dunque si incrociano di nuovo cose reali con quelle possibili, però pare che Franceschino fu marchese nel 1314, dunque una data successiva ai possibili passaggi di Dante in Istria. Perché? Perché aveva visto i sarcofagi, dunque quelli lì doveva averli visti prima del 1308, che è la data convenzionale della stesura dell'inferno, della cantica infernale. Poi, sempre così, girando le pagine del libro, uscito per la Lega Nazionale, proprio in questi giorni, in velocità, trovo di nuovo il Candler che mi ricorda il confine dei Veneti Signori, era stato definito proprio dal Carnaro, e cioè dal Tarsia al promontorio polatico. Si tratta del fiume Eneo o Fiumara Aurecina, come viene chiamato oggi, che scorre attraverso la città di Fiume per sfociare nel Quarnaro. Le isole a levante e ad est appartenevano alla corona ungarica, quelle a ponente del canale Carnarico appartenevano ai veneziani, per cui qua nuovamente le dinastie venete e friulane si venivano un po' a sovrapporre. Come abbiamo già detto che nell'Italia di Dante il principe dell'Istria era il patriarca il marchese pagano della Torre, anche dalla parte veneziana almeno sino al 1420, quando passò alla Serenissima, per cui nuovamente questa è una cosa che mi faceva pensare che sì, potevano essersi incrociati proprio grazie alla dinastia della Torre. Ma dove nasce effettivamente questa leggenda? Questo invece è un po' un piccolo giallo storico, perché un primo accenno c'è stato dal Candido nei suoi commentari aquileiesi. E poi questa notizia è passata di scrittore in scrittore, infatti qua spesso dico che questo è anche un esempio di come l'errore filologico si tramanda, no? Cos'è successo? Il Candido del 1521 l'ha scritta, l'ha ripresa il Valvassori nel 1561, il Palladio in entrambe le edizioni, anche in quella del 1660, il Capodagli nel 1665, il Troia nel 1826, il Balbo nel 1852, il Fraticelli, che era anche un commentatore della Divina Commedia, nel 1861. Ma la stessa notizia però non compare in altri studiosi, come nel Bianchi, che ha confutato e anche un po' smontato le tesi del Candido, il Bartoli e lo Scartazzini, che molti non sanno, ma oltre ad essere commentatore dantesco, lui è anche colui che ha tradotto la Divina Commedia in tedesco, traduzione che è alla base anche poi della traduzione slovena del Divina Commedia. Qua di nuovo Dante si intreccia le culture, non solo i territori.
Ma qual è il passaggio incriminante, no? Quello che il Bianchi confuta al Candido? Innanzitutto le storie sono state scritte 140 anni dopo il passaggio di Dante, già qua non va tanto bene, no? Però si scrive, il Palladio scrive con qualche aggiunta in lingua italiana, non in lingua latina, per cui anche qua dobbiamo stare attenti, no, alla notizia come è stata riproposta o tradotta. E ci racconta che il patriarca pagano, dopo che fu assorto alla dignità, differì a questo tempo la sua venuta in Friuli, 1318, e seguì con gran solennità il 12° giorno di novembre. Condusse il famoso poeta e filosofo Dante Alighieri fiorentino da Guelfi scacciato, il quale per un anno si trattenne con esso patriarca a Udine. Ancora si addita colà lo scoglio verso il fiume Tolmina, chiamato sino a questi giorni da quegli abitanti la sedia di Dante, e fama passata per tradizione ai posteri che sopra quel medesimo sasso egli scrivesse un libro della natura dei pesci. Per cui sì, può darsi, no? Ma qual era la residenza estivi dei patriarchi? È la Tolmino oppure era su Fumbergo, come ci racconta il Valvassone? Però un altro fatto fondamentale, che i patriarchi furono guelfi, mentre Dante era nel suo periodo ghibellino. E come risolvere questa, diciamo, certezza, sempre tra virgolette, storica? L'autore mi raccomanda che il fiero ghibellino venisse a cercarsi un asilo presso Campo de Guelfi, ad altri pure parve cosa assai strana e disdicevole, tuttavia piuttosto che negare il fatto provar vollero di giustificarlo. Ma come? Dissero dunque che reso ormai debole dagli anni e rinvenuto dalle illusioni che l'avean per sì lungo tempo affascinato, apprese a poco ad essere meno intollerante e divenne al fine moderato, che oppresso dall'angoscia e dalla fame fece anch'esso come gli altri muto, secondo i tempi d'animo e di consiglio, che indifferente ormai quanto ai parti si riferia, bisognoso sol di pace e di riposo, conciossi al fine con più mite signore, e addomesticato in sua corte, immietolito dalla sua mensa, ammansato dalle sue carezze, cessò d'abbaiare, s'astenne dal mordere, di cane trasformatosi in lupo, venne tutto umile e mansueto a lambirgli il piede. E questo di Dante ormai vecchio, gridando ci va, questo è il ritratto. Incredibile Dante, no? Aveva tanto bisogno di mangiare, di casa e di quiete, che cambiò addirittura. Ma il primo a dubitare di questa leggenda fu il Foscolo, prima del Bianchi, ma il Bianchi però approfondì la tradizione nata col Candido nelle sue vite pontificum. Venne fuori che il Candido si appoggiò moltissimo all'edizione del 1479 del Platina della vita dei pontefici, e questo può darsi che fosse un primo motivo per cui il Candido non ci indicò le sue fonti, o meglio disse che la sua fonte si perse nel viaggio tra Venezia e anzi ce l'ho pure qua il passo, erano le carte della città che trasportate a Venezia perirono poscia nell'incendio nel Ducale Palagio. Dunque la fonte del Candido, discussa e non certa, si perse per strada, o meglio addirittura si perse un incendio. Forse per nascondere una certa somiglianza tra la sua opera e quella del Platina? Oppure, altra teoria, forse ha letto male Forum Livii, Forlì, del Platina, e ha confuso con il Forum Lui, non mi viene. Oppure ha confuso con Forum Iulii, oppure confuso con Forum Iulii, cioè Friuli. Dunque da Forlì a Friuli. Può darsi che sia stato un errore in buona fede, come anche no. Ma un'altra leggenda bellissima che rincorre nella dinastia dei Torre è quella del codice bartoliniano. Ma qual è? È quello che fu portato dal Palazzo Patriarchino di Cividale dall'antiquariato Monsignor della Torre.
vescovo dell'Adria. Pare che Dante stesso lo dettò. Pare anche che il testo è stato scritto negli anni in cui Dante poteva essere qui, ospite dei patriarchi, per cui nuovamente, no, mito e leggenda mi si sovrappongono e mi si incrociano. Se uno lo vuol credere, ecco, può prendere per buono un po' tutto. Vero è che la strada che passa da Duino a Trieste era molto trafficata, per cui noi possiamo anche pensare che Dante aveva voglia di farsi un giro e vedere qualche caratteristica locale, come questo meraviglioso castello, perché no? Poi altre cose interessanti che si incrociano, che appunto da vere diventano verosimili o viceversa, è il discusso, la discussa definizione del Tabernik, no? Del monte Javornik o no, ma questo non è la sede per discuterne, oppure una cosa molto carina che mi è capitata fra le mani è la poesia della principessa di Hohenlohe, che appunto nelle sue memorie cosa ci racconta, anzi ci esprime in versi. Ma qual fu quell'ora armonica che all'altissimo poeta echeggiò per l'onda cheta, allorché peregrinando alla cieca patria in bando sì quel scoglio si fermò. Ma quale? Questo? Questo qua sotto? Forse anche sì, perché no? E ne abbiamo un altro riscontro, così abbastanza, che ci determina un dato dantesco, che è quello del canto XVI del Purgatorio, che ci racconta di Gaia. Gaia era la sorella di Beatrice da Camino, che nel 1297 aveva sposato Enrico II di Gorizia. Interessante, siamo sempre qua in zona, no? Ma cosa ci dice Dante nel Purgatorio? Peraltro soprannome io non conosco, s'io non togliessi da sua figlia Gaia, Dio sa con voi che più non vegno vosco. Dunque fu qui, si fermò, passò, noi vogliamo credere di sì. Un'altra leggenda invece che è un po' estemporanea, ma sempre molto interessante, la troviamo invece in un autore molto più recente, Victor Hugo. Nel suo libro Lavoratori del mare. Mi è capitata nuovamente per caso, ma la trovo veramente affascinante, anche credo che sia molto pertinente. La prima scoperta di Benjamin Franklin, ve la ricordate? La scintilla elettrica. Cosa c'entra con il castello di Duino? Bene, sarebbe stata utilizzata proprio qui. Quando la sentinella all'ascolta, no, che guardava il mare dalla terrazza, presagiva il tempo burrascoso, toccava con l'alabarda e la picca in fissa come se fosse un conduttore, e poi queste scintille naturalmente esplodevano ed erano subito seguite dai rintocchi delle campane che avvertivano i marinai che era ora di tornare perché stava arrivando brutto tempo. Anche qui Castello di Duino, no? Sempre incrocio di cose straordinarie, non solo dantesche ma anche quelle di Victor Hugo. Un'ultima invece incrocio tra verità e storia è quella del Cambon, ovvero sia nella sua opera Marco Ranfo. Pare che nella sua tragedia, anzi Marco Ranfo, pare che Eugone di Duino, amico del personaggio Ranfo, narra che un esule giunse nella rocca. E in nota a questi versi, attenzione, il Cambon, che poi ho ritrovato anche nel Bianchi, espone le ragioni per cui Dante poteva essere a Duino. E le ragioni sono tre. Allora, innanzitutto, una semplicissima, no? La strada, la via era quella maestra che portava a Trieste. Dante semplicemente poteva passare per di qui e fermarsi un attimo. Comunque il suo itinerario non era pieno, non aveva una scaletta, poteva girare e ammirare, diciamo, le meraviglie che lo circondavano, che al tempo erano poco note. Ma soprattutto cita i sepolcri di Pola e ritorniamo all'inizio, no? Perché? Perché prende in causa la lettera frate Ilaro, dunque determina con una certa solidità l'anno 1309.
termine ante quem, prima di aver consegnato l'inferno al frate Ilera, Dante avrebbe già dovuto essere qui e aver visto i sepolcri di Pola. Dunque qua siamo un po' così, dobbiamo un po' conoscere la storia e la Divina Commedia per poterla accettare questa leggenda. Un altro, il terzo motivo, invece Cambon lo ritrova nel Candler, una delle fonti più utilizzate, no, per tutti noi, il quale ha stilato una lista dei conti di Duino dove è elencato anche un certo Ugone tra gli anni 1300 e 1314, dunque nel periodo in cui Dante era qui. Ci siamo, no? Sono un po' cose tra il vero e il verosimile, come ho detto dall'inizio, però tutti i miei studi, le mie ricerche sono così. Io non parto da nulla di certo, confronto, come per i codici danteschi, come per la Divina Commedia in sloveno, faccio una verifica tra le varie fasi di una stesura, della stessa persona, della stessa opera, e poi cerco di trarne conclusioni, sperando, ecco, di non andare troppo lontano da quello che è l'ultima volontà dell'autore. Qua c'è un po' tutta la mia produzione libraria. Un primo approccio era la tesi di laurea, dove ho trascritto il commento al Purgatorio di Jacopo della Lana. Nell'attesa che mi arrivasse il microfilm, perché parliamo di qualche anno fa, non era questa la mia prima scelta. Con il mio mentore avevamo scelto di trascrivere il codice marciano. Purtroppo non è arrivato, dunque abbiamo fatto una seconda richiesta. Questo è comunque sempre commento di Benvenuto da Imola, però in una cornice dialettale veneziana, bellissimo, ricchissimo, infatti era talmente leggibile da oscurarne la fonte, o meglio da oscurare l'autore primario, che è Benvenuto da Imola, il quale ha scritto, è uno dei commentatori più autorevoli danteschi, però scrive in un dialetto bolognese misto latino, per cui è di difficile lettura, almeno per me, da queste parti. Ovviamente quando mi è stato proposto la versione veneziana ero molto contenta, però qualche anno dopo il buon Benvenuto mi riappare nella mia carriera. Come mai? Perché insieme al Comune di Isola e altri enti si è voluto dar vita alla copia anastatica dei due codici che tramandano appunto il commento di Benvenuto. E quali sono? Sono questi due, il codice marciano e il codice parigino, mai messi a confronto l'uno con l'altro, perché il marciano era alla Biblioteca Marciana, però dai primi anni del Novecento, prima era in cattività spagnola, diciamo, era presso un collezionista privato, mentre il parigino è sempre stato a Parigi e tutti i dantisti non se ne sono accorti o non li hanno messi a confronto, li hanno semplicemente definiti coppia di uno dell'altro. In base ai miei studi così non è. Un indizio chiaro che propongo sempre è la lacuna presente nel marciano, quello più tardo del 1400 rispetto al parigino che è del 1396-98, che non c'è, o meglio il parigino dal quale il marciano avrebbe dovuto trascrivere non presenta la lacuna che c'è nel marciano. Dunque, perché questo avrebbe dovuto lasciare spazi liberi? Forse perché gli è mancata una pecia? Teorie che poi hanno preso un'altra strada proprio ultimamente, poiché si è scoperto che probabilmente c'è un terzo codice, sempre nato da una coincidenza, perché c'è una miniatura particolare, se dopo la vuoi inquadrare, c'è una miniatura che ci ha incuriosito un po' tutti, che è quella classica del Purgatorio, ma presente alla chiesa di San Mauro di Isola d'Istria. Da qui è nata la mia curiosità e soprattutto per un nuovo soggiorno a Chiavari sono venuta a conoscenza. Per questo mio soggiorno di Chiavari sono venuta a conoscenza che un certo Paganino Doria fu l'autore del saccheggio dei Santi Mauro e dell'Eleuterio di Isola d'Istria. Incredibile, no? Mi sono detta, ma come? Proprio attraverso questa ruberia poi è nato anche il culto di San Mauro a Genova.
Mi sono informata e non è che si sappia esattamente cosa avesse rubato, si sa che ha portato via moltissime cose da tutte le città costiere. Nulla vieta che tra le varie cose, oltre le reliquie dei santi, vi fosse anche un codice. Ma perché vi dico ciò? Perché poi io ho confrontato questo codice con la mia tradizione isolana ed effettivamente hanno molti elementi in comune, tanto da pensare che appunto fosse il terzo codice, quello mancante tra i due. Tutti questi miei studi poi sono convogliati per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per il 25 marzo, proprio per il Dante D, siamo riusciti a dare alle stampe con l'Università Popolare e la comunità autogestita della nazionalità di Capodistria questo volume davvero faticoso. Si tratta della traduzione di Jože de Bevec della Divina Commedia in sloveno, l'unica con commento. Le altre traduzioni slovene non sono commentate o al limite si producono in delle piccole note. Questo è un po' diverso. È molto corposo e diciamo che mi ha impegnato anche per molto tempo. Dunque sono riuscita a pubblicarlo e attraverso lo studio, perché ho dovuto fare io, no? La trascrizione del testo, la verifica, controllare che tutto ciò che è stato tradotto in sloveno avesse mantenuto l'idea della fonte. È nato questo ultimo libro, che sono le analisi delle varianti. Ma cosa significa? Anche qui le diverse traduzioni della Divina Commedia cominciano nel 1878 con una prima, arriva poi il De Beuz con la traduzione di tutte e tre le cantiche, alla fine c'è il Zapuder, il quale più volte ha dato alle stampe una sua variante della Divina Commedia. Via, sono anche allergica. Alla fine arriva Zapuder, il quale ha proposto più volte una sua traduzione. Dunque cosa ho fatto io da buon filologo? Le ho messe tutte a confronto e nella scelta delle varianti ho trovato anche delle causali, non sempre di natura culturale, ma certe volte anche di stile. Dunque questo è quello che fa un filologo, pian piano ricostruisce in base ai frammenti che ha a disposizione una storia oppure la storia di un'opera.